Attenzione! Attenzione, brava gente! Traversando il grande oceano si trova un paese 1000 volte più grosso del Piemonte. Questo paese si chiama America. Cristoforo Colombo con 3 caravelle l'ha riscoperto per noi ante il 1492. Piemontese, partite con le funne e con le famiglie per far grande fortuna ante il paese delle meraviglie. L'America l'è lunga e l'è larga e l'è circondata da boschi e da valli. Brava gente, si trova l'Argentina con migliaia e migliaia di giornate di grano. Si trova la Pampa con migliaia e migliaia di tori e di vacche. Là ai son i pra, là ai son le praterie. Una terra mai vista, a Strevo le pepite, si trova l'oro. Perdere in tempo, sui descageve, prepara il fardel, prenuta il viaggio dalle compagnie di navigazione di Genova. Sente 80 lire per montare il bastimento a partenza per l'America. 30 giorni di nave a vapore per cambiare la vostra vita, Con 30 giorni di nave a vapore fino in America siamo arrivati. Abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato, perché l'America è lunga e larga e circondata da monti e da valli, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. Ma no, dei emendamenti s'imbunitur che avendo i sogni in salpiase. America, ma cula America. Ma lo seve che è tante Americhe. Se ve lo quale capitaia qui due zei che hanno partito i due per l'America, ad ampia albieta Genova. America, San Francisco, hanno mandato su. E l'altro, che vuol detto adesso fedele, America, San Francisco, hanno mandato giù. A San Francisco do Sul, in Brasile. Seve con che da finì, sai negli in mood, ma i due fedeli hanno finì per pinengan quintese mai più. Con 30 giorni di nave a vapore fino in America siamo arrivati. Abbiamo trovato né paglia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato
Italia.